Scatman's World. Siamo su Pro Cycling Manager Fioi e dobbiamo assolutamente portare a casa questo Giro d'Italia. Ragazzi, c'è da dire che ho una squadra veramente devastante, mi stanno tirando veramente in maniera incredibile. Io amo la mia squadra, ho una squadra fortissima e il giro, cioè non posso perdere questo giro, ragazzi. Non lo posso perdere, raga. Guarda come tirano, guarda come tirano. Vediamo se Quintana ha la forza di reagire. Mancano 10 km all'arrivo, pendenza del 7%, ragazzi. Ecco la mappa Fiuggi, Capitello Matese, ottava tappa, arrivo in salita. Ragazzi, io ne ho per andare. Io ne ho per andare. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Il Cume scatta. Signori, il Cume scatta. Il Cume scatta. Il Cume in una forma meravigliosa. Ho preparato il giro in maniera perfetta, ragazzi. Ragazzi, l'ho preparato, l'ho preparato, l'ho preparato. E il Cume se ne va. The Fantastic Cume. Oh, grazie, ecco. E il Cume a 11 secondi. Il Cume non ha guadagnato molto però stavolta, eh. No, no, attenzione, qua è stata una mossa avventata, ho paura, eh. Oh, pochissimi secondi. Infatti rientra la Qatar Airlines, ha fatto una bella cosa. Ai ai ai. Non può essere sempre Natale, Cume. Quintana è qua a ruota. Quintana ci prova, ragazzi. Devo recuperare anche velocemente, mancano 5 km e 8. Porca puttana. Però, attenzione, eccolo qua, eccolo qua. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, meno male che c'è anche la mia squadra che tiene botta. Però ho sbagliato, qua ho fatto un errore. Sono partito troppo presto. Vari gel energetico, riproviamoci. Il Cume vuole attaccare anche se la maglia rosa se ne frega il Cume di tutto. Il Cume se ne frega e provano a partire. Però non guadagno oggi, eh. E Quintana forse ne approfitta adesso. Ai ai ai, Quintana ne approfitta, può guadagnare. No, non è stata una grande tappa questa. Ho sbagliato tanto e Quintana se ne va. Puttana troia. Quintana qua recupera qualcosa sicuramente. Ragazzi, questo giro non è finito, non è facile, raga, non è facile. Non è facile, c'è niente da fare. Quintana se ne va, perdiamo. Mamma mia, perdiamo tanto, 40, 50. Siamo ancora a maglia rosa, ma di pochissimo. Tappa super negativa, ragazzi. Porca puttana. Vediamo la classifica. Visto, ragazzi, basta un attimo e perdi tutto. Calma, calma, non è successo niente. Certo che Nairo Quintana è il nostro spauracchio. Secondo Adam Yates, terzo Mikel Landa. Quarti sono finiti, vabbè. Troppo sicuro, sono partito a 8 km dal traguardo pensando di stravincere, invece Fioi non è sempre Natale purtroppo. Adesso vediamo la classifica. Se sentite dei rumori strani il ventilatore, ragazzi, è troppo caldo, non riesco a registrare, se no. Dai vecchio però, su. Niente, sto Giro d'Italia sarà duro fino alla fine. Anche la buono, però forse ho perso la maglia rosa, vediamo. Ho buttato via in una tappa tutto. No, siamo ancora a maglia rosa per 17 secondi, mamma mia. Brutto errore, ragazzi. Montagna, abbiamo perso anche la montagna. Vabbè, migliori giovani, ok, miglior squadra, ok. In una tappa ho perso tutto. Ho un più 5 di giornata, adesso vado a prendermi la terza tappa, voglio vincere la terza tappa, ragazzi, non me ne frega niente. Adesso me la vado a vincere io. Me la vado a vincere io, raga. Solo il Cume la può vincere questa tappa. Beh, Cumendino, con un più 5 non puoi fallire. Sta provando a scattare Aru e Zaccarin. Dov'è? Quintana un po' indietro, attenzione.
Se potessimo sfruttare sta cosa, dai Cume, niente, il Cume però. Dai Cumendino. Sta cominciando a piovere intanto, tappa, eccola qua la mappa. Volevo fare lo scatto per la discesa, poi... Dai Cume, provaci. Il Cume vuole vincere la tappa. Il Cume la vuole vincere, il Cume è incazzato nero. Grande Cume. E il Cume se ne va, signori. Vediamo il Cume cosa combina. Vediamo il Cume cosa combina. Prova ad andarsene da solo, veneziano. 25 secondi. Queste sono le mie tappe in discesa. 26 secondi. Vai Cumendino. E il Cume scatta ancora. E il Cume scatta ancora. Però non riesce a prendere tanto, non riesco a prendere tanto. Da fare. 30 secondi. 33 secondi dal gruppo 2. Devo sfruttare il più 5, ragazzi. Il Cume se ne vuole andare da solo. Dai ragazzi, tutti insieme. 30 secondi, 29, sto perdendo qualcosa. Ho bisogno del gel energetico adesso. Mancano 3 km. Dai Cumendone, dai Cumendone. 40 secondi, sì cazzo. Sto riguadagnando di nuovo. 40 secondi, adesso a bomba. E adesso a bomba e andiamocene. E andiamocene, andiamocene, andiamocene. E portiamo a casa la tappa, mi sono girati i coglioni. Con il più 5 comanda il Cumenda. E guadagno molto su Quintana. A più 5 di forma non ce n'è per nessuno, ragazzi. Grande, comunque porto a casa, se non sbaglio, la terza tappa della stagione al giro. Adesso vediamo. Mamma mia che prestazione, signore. Mamma mia che prestazione. Ho massacrato tutti, ma ragazzi con il più 5 non ce n'è. Bisogna capire l'ultima settimana, ragazzi. L'ultima settimana sarà decisiva, però adesso sto dominando. Anche se ho perso tanto in quella tappa, però quando ho la forma, soprattutto quella di giornata, so cazzi vostri proprio. Allora, vediamo un po' la classifica. Quintana ha perso comunque, perché è arrivato quasi un minuto secondo me. No, 39 secondi. Torniamo a 1 minuto e 6, dai. Bravo Kuma. Andiamo a vedere la classifica. Andiamo a vedere, scusate, quanto ho vinto in sto giro. Mi sembra 3 tappe che ho portato a casa. Guardate tanto la forma. Buono. Perfetto. Dati ciclista. Risultati. Sì, ragazzi, ho vinto 1, 2, 3. Ho già vinto 3 tappe in questo giro, ragazzi, si gode. Cioè, veramente sto completando qualcosa di mostruoso. Complimenti, complimenti. Adesso faccio vedere anche la forma del perché posso credere in questo giro. Ai ai ai. 21 vittorie ho fatto finora in carriera. Bravo Cuba. Tutto al massimo. Tutto al massimo, con una forma così, cioè, la possibilità di vincere ci sono, con questi parametri. 10ª tappa. Vediamo sta 10ª tappa. Ah, ok, tappa così. Simulazione rapida, tappa per velocisti. Speriamo non succeda niente. Ok, sempre primo, perfetto. Andiamo avanti. Tappe per velocisti non ci interessano. Tappa number 11. Ok, chiudiamo con questa. Eccoci qua ragazzi, tappa 11. Ce lo gustiamo questo giro Forlì Imola, quindi questa sarà l'ultima gara di questo video. Allora, questa, cioè qua non penso che i distacchi rimangano tranquilli, qua voglio fare il record di tappe però. C'è una salitina, è una tappa diciamo collinare, un po' scorbutica, però non troppo. Ma ormai veneziano non spaventa più nulla alcuna. Poi è una squadra veramente forte ragazzi, È dura perdere questa squadra sinceramente. Parte Barguil. Parte un po' anche Quintana, parte, attenzione, attenzione. È già sulle gambe Quintana,
È già sulle gambe Quintana, anche Aro. Aro è ottavo a 6 minuti, povero Aro. Mi sembra un po' sulle gambe il nostro amico Quintana. Eccoci qua il Cume. Mi sto prendendo dietro Aro e Kurt Nielsen. Attenzione, abbiamo un piccolo vantaggio. Vediamo se riusciamo a portare, vediamo se riusciamo a distaccare ancora Quintana. Attenzione. Tiro io, non mi interessa, tiro io. No, però guadagno poco, no, a sto punto no. Mi vinco la tappa e vaffanculo. Sì, tanto sono qua tutti, un po' non si può guadagnare in questa tappa qua, è impossibile. C'è poco da fare. Torniamo davanti. E vediamo chi si porta a casa la tappa. Questo è un arrivo per il Cume, Gel energetico. E tra poco ce la spariamo, Devo partire prima perché in volata non sono velocissimo. Ho ancora problemi con i parametri. Attenzione, ecco la volata, ecco la volata. No. Vara, Nizzolo. Attenzione, il Cume subito che ha vinto. Terzo, puttana troia. Prova da podio, mamma mia, stavo completando l'Inbest, vincevo a pari punti, a pari... insomma, eravamo tutti nello stesso livello, battevo gente più forte in volata, veramente veniva giù lo stadio, veniva giù tutto, veniva giù. Vabbè, terzo posto comunque, non male. Quintana nono. Forse mi prendo qualche punticino anche di buono, forse i primi tre, vediamo. Buon terzo posto comunque, peccato. Forse dovevo partire un po' prima. Però va bene, dai, ci siamo. Questo giro mi piace. Ok. A 1,10 è buono, 1,10 me lo godo. Perfetto, raga, siamo a 1,10. Siamo praticamente nello stesso... Siamo tenuto lo stesso distacco all'incirca di come siamo partiti in questo video. Non male, ma raga, non male. Raga, un saluto del Comedone Veneziano. Le prossime tappe, vediamo. Tranquilla. Oh, cronometro. Durissima. Dura e poi vabbè iniziano le tappe dure. Va buon raga, un saluto del Comedone Veneziano. Ciao!